Un momento di studio, di incontro sull'apprendistato, un ponte tra la formazione e il lavoro in un momento particolare di crisi. Assolutamente sì, noi abbiamo voluto accendere l'attenzione su questo strumento fondamentale per l'avviamento al lavoro e per la formazione di quelle che sono le professionalità che servono alle imprese nell'espletamento del proprio lavoro, perché non sempre chi viene formato anche dagli studi professionali ha quelle capacità lavorative che servono alle imprese. Noi abbiamo notato che questo strumento veniva poco utilizzato, abbiamo cercato di studiare il perché, abbiamo visto che i consulenti del lavoro spesso per poi problemi di burocrazia e con progetti che venivano bocciati dai controlli fatti dall'ufficio del lavoro non utilizzavano più questo strumento. Quindi abbiamo voluto mettere attorno a un tavolo CNA come imprese, i consulenti del lavoro e l'ufficio provinciale del lavoro per vedere un po' quali sono le possibilità, i punti di forza e i punti di debolezza e dove eventualmente andare a fare quelle correzioni per fare in modo che poi i progetti vadano in porto e non abbiano problemi ostativi. In questi anni è stato uno strumento utilizzato oppure no? Diciamo, per quanto riguarda la legge sull'apprendistato, siamo nel 1955 che è stata istituita la prima legge sull'apprendistato. In realtà subito dopo il 1955 è stato uno strumento abbastanza utilizzato. Per quanto riguarda la legge Fornero, principalmente il problema più grosso sull'apprendistato è stata proprio la formazione, perché impone che i datori di lavoro formino l'apprendistato e negli ultimi interpelli avuti proprio quest'anno, nel 2013, si è visto che la formazione può essere anche affiancata da parte del datore di lavoro. In realtà diciamo quasi quasi ritorniamo a quello che era previsto nella legge del 1955. È un ottimo contratto anche perché dà delle agevolazioni contributive e quindi degli sgravi che le aziende possono pagare minori contributi rispetto a un lavoratore normale. L'apprendistato forse viene visto più come un obbligo, invece è anche una risorsa, un'opportunità importante. Un obbligo, è secondo il mio modesto avviso una normativa che non fa altro che incentivare l'esperienza. Qualsiasi popolo che tralascia l'esperienza degli anziani è destinato, secondo me, a non avere futuro. L'apprendista chi è? Colui che apprende da quello che ha i capelli bianchi. E voglio cogliere l'occasione che mi state dando per ricordare che questo ufficio, che oggi si chiama Direzione Territoriale del Lavoro e non più Ispettorato del Lavoro, è un ufficio che non è più organo erogatore di sanzioni amministrative, ma è un ufficio a disposizione dell'utenza, l'utenza in senso vasto, per poter dare informazioni sulla legislazione sociale